quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, fala a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. O meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que de saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. E quero tanto, torão, gaúcho, morrer por ti, me dou o luxo. Querência amada, planície sincera, os braços que me puxam da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. O coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem machiguapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de Esporimango, foi Maragato, o Fuximango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de Esporimango, foi Maragato, o Fuximango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Somos a Bufon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás.
no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Viveiros Pitol, mudas de Nogueira Pecan com assistência técnica pré e pós-plantio. A Pitol de Antagorda industrializa inúmeros produtos à base de nozes e in natura. Linha de cosméticos a partir de nozes com qualidades garantindo proteção à sua pele. E tenha sabor e saúde em sua mesa com o óleo de nozes Pitol. Buonasera, buonasera. Oh, ma signor, guarda aqui que se vede esta sera. Peta che guardo bem. Mas é neanche de creder. Guarda aqui que se vede esta sera, filò. Oh, veni dentro, passei dentro. Agora neanche devo mandar permesso, comare, come stio, vu. Guarda anche i piccinini e il compare. Oh, guarda, ticcio, quanto tempo. Buonasera a tutti quanti. Edgar Locatelli Marostica è il capo del nostro Filò Italiano. Ecco, tutti i martedì sera, la nostra cantina, e scherzare, e ridere,
passarsela, ma sempre pensando in mantenere la nostra vera e madre lingua, e il nostro italiano, quel che abbiamo eredità della nostra gente, dei nostri vecchiotti e della nostra mamma. Intanto se ciucea su per le tette della mamma, se ciucea in italiano. La prima piandesta è stata in italiano, proprio così. Sempre pensando in mantenere, promuovere, divulgare, ecco, e salvaguardare il nostro italiano. Questo è l'intuito, ossia la idea del nostro filò. Non solo me, come tutti i compagni, quelli che mi aiuta, quelli che fa parte del nostro filò, patrocinatori, suonatori, la equipo, collaboratori, amici, persone che ha caro che si continui col nostro filò italiano. Stasera abbiamo qua i fratelli Sadinello, i recordisti di audienza del nostro filò. Valdir ed Euclides, e che persone che grazie a Dio sono ancora vivi qua in mezzo di noi, ma che sono nel tempo che non era la luce, che non era la geladera, che la birra o la beveva calda o che era il giasso, vero? E che andava al baile a piedi e che fava i baile nelle sale delle case o nella casota o nel paiol, come vuoi chiamare altri. E infatti, che era un posto che stia là 30, 40, 50 persone, basta che sia una gaita e qualcuno che canta, qualche cantata, se fava un filò, se fava il baile, allegrarsi, che il tempo di che le opzioni le chiare, poche, vero? De laser, di intrattenimento e di passarsi il tempo. Allora, quando gli diceva che era un filò che si era deciso in casa che stasera femmina andiamo al filò o il giorno tal andiamo al filò, guai Dio la allegrezza di questa gente, di andarti un filò o di andarti un baile. Bene, che abbiamo anche stasera, ascolta bene, Cucagna Scuola del Italiano, verbi regolari e irregolari col maestro Jassiano Ecker. Ora, non so se si deve osservare che tanta gente ha caro da aiutare al nostro filò, se no siamo due che siamo coi, è perché tanti ha caro di venire dentro e aiutarmi. Abbiamo Juvenal dal Castel, che lui è il presidente della Sodita, viene a parlare sopra il Comite Rio Grande do Sul, che è il comitato dei italiani all'estero. Noi altri siamo italiani all'estero, va bene? Noi altri qua a Rio Grande do Sul, italiani all'estero. La Italia, nel tempo della emigrazione, ha emigrato e sono andati fuori. Loro che nei diversi paesi come Brasile, Argentina e così avanti e via, che si chiama italiani all'estero. Ecco, allora consiglieri, rappresentanti della Assodita, è stati fin di settimana a Brasilia, in questo movimento grandissimo. Ecco, è un interscambio culturale, è un interscambio economico, socio-culturale, infatti, di un'amicizia tanto forte tra noi qua del Rio Grande do Sul o del Brasile con la Italia. Questo è tanto importante, quanto più da rente arriviamo, meglio, no? Abbiamo progetto Viva Italiano. Questo progetto è Drio scomissiare il giorno 26 di aprile qua a Serafina e dopo va a altre città. 12 città, giorno 10 di maio andiamo a Villa Flores, 24 di maio a Nova Alvorada e così avanti andiamo divulgando in dei paesi in dove andiamo a stare col nostro filò italiano questo qua, con un proposito, capito? Con una idea di catar su la cultura italiana, vero? Per mantenerla, divulgarla e promuoverla. Cantemo, ridemo, scherziamo, mangiamo, bevemo e se appassiamo stasera, va bene? Ecco, così sì. In nome dei nostri patrocinatori, quelli che poccia qualche scheo per non sopravvivere. Allora la Dilnet, provvedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica. Abbiamo la Migi Plus che fa rasson per tutte quante le bestie. Ghetto un cavallo, ghetto le piegore, ghetto le becche, ghetto i polastri, i porchi, le vacche. Beh, loro fa rasson per qualche tipo di bestia e i supplementi e tutto quanto e non sti pensare chi fa qualche rasson. Ecco, quando ti snasi da fin voglia di mangiarla di tanto buona che è. Abbiamo la
Baspan, cosa è la Baspan? È la marca dei stivai, Baspan, super leve e ultra leve, per piccinini, per donne, per uomini, come che volì, dipendendo del lavoro, che dura una eternità. Una macchina che fa stivai, ma guarda Ticcio, ecco, mi sono stato con questa gente quando si venisse d'Italia, un cristiano che vedesse la macchina e avesse insegnare qua a Guaporè come far stivai. Mi gira là e come nate la radio fare una intervista, ecco, e la Basso Pancote la è distribuidora di prodotti agropecuari per tutto il Brasile. De più di 10.000 itens. Abbiamo polivalente o supermercato che tiene un conceito di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa. E la Valti di Santa Rosa e qua Serafina Correa del supermercato Vittoria. Abbiamo la vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Qua, caro da Dio, non può mancare qua a casa. Ecco, questa vodka. Ti accatti per tutti i cantoni perché è buona e non costa tanto caro. Costo-beneficio, capito? Un dei quasi 100 prodotti della Fante de Flores da Cunha. Rede de postos Buffon, oia là, bastessi qua, pensate un posto, proprio così, 3 a Serafina, quasi 90 a Rio Grande do Sul e anche a Santa Catarina. Imprega di più di 2.000 persone diretta e indirettamente, immaginate, no? Di più di 30 anni nel mercato. Abbiamo rete di postos Buffon che chiede qua chi è i nostri patrocinatori. Anche Pian Alimentos, sono parcangati e pesci con altissima qualità e alta conversione, la priorità Mic Dog, Mickey Cat e altre varietà del rasson per queste bestiolette, che lei è il cagnetto, il can che te ghè a casa, il gattin e anche per i pesci. Va bene così? Ecco, la modello Penei de Bento Gonçalves, un struconassa famiglia Cecon, qualche bitola di Penei lo riga, Agricola, Fora de Strada, Bridgestone, Firestone, Nazionai, Importai, 3455 e mezza 500 da famiglia Cecon. Chiama! Abbiamo la vinicola Vani Sul de Flores da Cunha, vinicola Vani Sul è il vin che noi beviamo sempre qua, non sti pensare che beviamo tanto, ma un garafonetto lì in media e va, ecco, perché tacchemo buon'ora e l'ora avanti e via, va un garafonetto. Abbiamo rede das lojas Paludo. Lojas Paludo com 15% de desconto em todos os setores, com pagamento à vista ou parcelado em até 10 vezes nos cartões. Encante-se com a nova coleção Outono e Inverno, Primavera-Verão, Paludo, sua moda, seu estilo. Não é Primavera-Verão, é a coleção Outono e Inverno. Coleção Outono e Inverno, se viene in freddo le robe calde, bisogna metterle su proprio cosita. Gruppo Pitol, iga porta via la muda de Nogara che c'è qua, però iga sa qua l'olio che l'è fatto di nose. E adesso è epoca di fare le domande, le riserve, i pedidi delle Nogare per piantarle in tei mesi che Nogamia R. Sì o no? Maio, giugno, giugno e agosto. Che i 4 mesi lì sono i mesi che si pianta le mude, o le piantele, per dopo ver la pianta e le Nogare le investimento nas redes sociais, saiba como trabalhar com nogueiras e em breve um novo espaço de turismo e lazer da Pitol. Va bem? Abbiamo anche la Ortodontica, a maior rede de aparelhos dentários do Brasil. Venha sorrir com a gente, clínica localizada em Marau. O telefone é 9680 2923. Va bene? E il Brutin stasera la mia viene ecco, ma abbiamo altra gente che viene qua stasera. Roger viene a spiegare perché che il Brutin le mia viene. Buonasera Roger, come va? Bene, ti? Buonasera, bene. Ben, pulito. I Brutini mi vengono, ma i Brutoni se vengono. Ah, i Brutoni se qua, ecco. Buonasera, qui chi sei a casa deve accompagnare un altro filò italiano. Va bene? Sì. Struconato speciale, anche il Brutin che sarà che Dio assiste. Ma guardati se no, la intacca, lui è la Rita. A donna Rita, la sua donna. Ma lui deve lavorare ancora. Ah sì, Sì. Cioè, ma sarà che ha venduto tanti pesci così? Quante chiuse galo? Ah, ma tante. Tante. Un 10 più o meno. Tante chiuse. Ti mandi vuoi un pesce che grandezza. Che pesce avuto? Che tamagno? Che è, che con varietà. Spini senza spini? Oh, senza spini? Sa che no? Oh, pesci senza spini. Oh, Brutin, magari... Beh, De Brutin, avuto sì, con la... davanti, con la genetica che abbiamo in qua, avanzatissima. Oddio, Ah, sì, E allora le ladri, ha ancora un par di pesci ora chi che vuol comprare?
Mia tanti, perché ancora. Sì, ecco. Viene tocca- ancora qualche tocca cosa? Comandare, sì, tocca comandare. Chiama il Brutin là De Vanini, fa entrega. Il Facebook è Nilso Luis Balbinot. Sì. Chi che vuole andare là a riservare il PS. Betto Pinzetta che ha fatto incomenda con lui. E lui gli ha detto, domani mattina te li mando per la retta. Sai cosa che è a retta? No. A retta è a linea. A linea? Sì, che ha comprato passaggi, che manda, metti i pezzi. pezzi insieme all'onibus, che manda a Betto Pinzetta. Ah, sì? Ah, sì? Manda Ma te ho detto chi è davanti loro? là? è davanti, manda i pezzi per l'onibus. Quei senza Ghetto, visto ciò? Cioè, ma per parlare in retta e linea, allora. una volta, Sì. quando in dea paese, metti a vedere le prime radio che se venisse fuori. Immagina. Qua Quanti era anni? fino alle 40 anni. Sì. Allora 40 anni in Drio, ascoltare la radio, 50, 60, 70 anni in Drio, ascolta, c'era le radio a valvole, Valvola. a batterie, sì. Allora le era radio che alla nostra testa non era buona da capire. Come che funziona? Sì, perché lo so. Sì. Come che funziona la storia delle radio? le Com'è radio. che migo il nome di Edgar per via di Edgar de Souza, della radio di San Paolo. Radio Nazionale José Bettio. Guarda Ticcio, dopo i fratelli Sardinelli può parlare solo questo. Ma Ma la radio infatti che era un italiano in mezzo della radio. A chi? Marconi, le messe a Luca. Marconi è stato quello che ha inventato, Eh. sì, ecco. Ma infatti c'era una famiglia che ha deciso di accopare il porco. Ah sì. Allora, Copare il porco. allora, Era cosa che andava a copare un porco, non so se li ha copato. Chi è? Valdir. Valdini di accopare... No, che mi ha dato giusto. Ah, no, che mi ha dato. La settimana che viene. Ma... Trasferiva data. E il porco le salvo per nanti 8 giorni. Nanti 8 di. Sì, Sì. abbiamo le grippole. Allora ciò, ascolta, allora ha deciso di accopare sto porco. Domanco per il porco. Va bene, domanco per il porco. A mattina Tocca leva pareggiare le cose. a mattina leva su, comincia a mettere giusto porco, mestieramento di giusto porco, mette acqua a boia, intanto va in qua, lava do le tole, mestieramento e vai. Ciò i varda gesepi le budele. Le budelle. Che pi budei? Che se mi pi budei? Ben Venio, ha detto, venio. bisogna che pensiamo qualcosa, adesso non adianta. I budei pensiamo dopo mesdì, perché tanto che stamattina tanta roba come il da po', fare. dopo mesdì pensiamo come che andiamo torno budei. Eh. La parle diese, cosita, la mamma sente un brutto male, un mestieramento da panza, e non sta bene, chiama il vicino. Mangiare qualcosa che ha fatto Sì, venire va a bene. sapere, chiama il vicino che aveva un jeep, carga sua mamma e menela con ospedale. E lui gli ha detto così, Valtteri, stia attenti che qualche cosa mi mando a annunziare a radio. Da radio. Allora in dia giusto Perché porco. c'era il meglio di comunicazione. Che ne era? Allora hai dato forza al radio, là insieme al taulin, Tanti e là loro. che sciacola, tira, mena, smissa, stiamo attenti, va a vedere come che sia mamma. Ma mamma stiamo bianca come una candela. Ecco. E allora, quando che arriva là, che le arriva dentro dell'ospedale, Sì. e il dottore il Gavardaga esamina la mamma, Bah. facca. Brutte notizie. Facca subito. Cirurgia. Sì, allora che aveva appendicite, mestieramento là, ciò. Vara ticcio. Puro male. Puro male. Ma allora lui l'era di carona. Ecco. Allora sta là nella pianta, quando che è stata operata la mamma, e gli avvisa che la stia bene. E allora lui ha pensato, Oh. e adesso avviso come quei casa ciò. Allora il ha pensato, volta a radio. Volta a radio e che avviso. Allora il ha avvisato a radio, ma te a radio, quanto manco parole, manco te guastei. Manco te gostei. Sì. Che era tempo. Era per Allora, tanto tempo. quanto costa tanto un massa? Manco parole, tira via parole, manco, andiamo sbassando. Sì. Bonzeri va a un punto che il locutore gli ha annunciato. A mamma Rosina è stata operata e Budele va per la linea. E i budei per fare il salame. Sì, per fare il salame. quei casi che capivo come allora. Oddio. E poi i budei da mamma.
E allora Roger, ti chiede contarmi che ti sei andato a Brasilia? Sì, sono andato a Brasilia, ma avuto che parliamo adesso o parliamo dopo? Dopo Perché stasera mi penso così, da qui chi è a casa, i là che vuol vedere, i fradei Sardinello. Ma sì, ciò. Era tempo che veniva qui. Guarda, ti se no, allora mi dico che in cui sai de belle sonate, che abbiamo parecchiato tante sonate che Sì, apparecchiato. mi va bene i suonatori. Mi allora. dico te sì che Dopo ti ti sversi. parli solo a quel che succedesse. Sì, a Brasilia. Va bene ora, Va fai la bene, colore, ti sì. parlami per qua. Ecco, vai. Oi. Buonasera Valdir. Bem, muito Euclide, prazer. ecco. Tutti sani? Ben pulito. A camera numero 4, perché qui a 8 a 6 del Brutin, vero? A 8 a 6 abbiamo del... spaccato fin adesso. Ma spacchiamo qui. Come stiu Valdir? Ben? Ma non fa Ecco. Si contenti? Gappio vesto? Ecco, una A mara. soja negra. Negra, Sì. Di tanta piova. Ah, se a melhorar e mudar de semente nesta Ah sì, ga scambia, va bene. Tutta negra. Stasera, che ne avevo parecchiate di quelle buone, belle. Ma Ma certo. che ne di tutti i colori, non so se tutti che piace, ma Sì. Guardi che avevi fatto una. Fai una pegadetta lì, vediamo. Quella prima, ben sgueltina là, vediamo. Che mega piacesse. Quando che suonai come che c'era i baili quando veia a suonare? Magari ti mi fai ricordare il tempo che si sono i galponetti, che le marcione qua. Tu dici, il soaio tendei sotto del sobrato e senti gricci, grazie. Che piaceva Ma in compensação, era um cheirinho de um brodo, sempre. Ah! E quel con Perché la via in seccia. cucina qualche dunque il fogone a legna. E i vecchi ci appende até a botte com a seccia de madeira. Ah, E va! cavei il vin e passei la roda col canechetto. O col menestro. Menestro di alluminio. Ah, menestro di alluminio. Allora se ci passia una menestrata cada uno. Che era mi biciri tipo. Quando che era finito il vin, era tutti bordai di vin di Sì, davanti, così barattini di afforano. Ma che abbiamo passato belle epoche. Opa, già era un divertimento con quel che si aveva. Era un tempo che se contentea con quel che n'era. Ma de tanto costumai mal che si era in gara. Un baile là de Ulide Muccelin che ha dato. Tu sai che fa baile Ulide là dentro? Sì. E il ha fatto un baile, anche se non dai do appena di sotto che era il nonno Tessere Sani là con la gaitina dentro là. E il una nonno gallina- Tesser e Sani. E Sani. Giovanni Sani. E anche se non dai a finestra che era basso che a casa vecchia se pensi ancora. Sì. A se vedere una gallina che veniva su in cima, dopo giù in fondo, Del brodo. su in cima, dico, ma questa ste ore quando arriva ben caparnanti, e lui dentro a sala, la via in cima. Ah, non Dio, cos'era fallecito Fanton, cos'era Felipe Rosa qui là. Se mondai col corrampin, la che mi inganciata, Ah, va. si appara per una gamba. E a chi pra ele, rapaz? Se era come can, un tiro di qua, un tiro del duro, signor, che è un 200 anni. Cotta, era ancora crua, guarda te che Sì. era ancora crua, mi dico che... Ma è che portata via. Ah, che mi portava via? Lui stai con i 2 o 3 oggetti di brodo, ma oggetti perché non c'era niente di Sì, brodo. ma te ancora vedi, per cucinarsi. te vedi cosa che si fa una volta No, era così. per mangiare. Che buono, eh? Sì, ciao. Ma solo perché chi ieri stai a piedi, caro di Dio, non è tan gustoso. Ma... Quante storie stasera vengono fuori? Ah, dei filò, dei baili, delle feste, della musica. Poco di tutto, né? Poco di tutto. Allora quell'ale è Valdir, questo quale è Euclide. Euclide. Quanti anni di gaita becche? So neanche mi buon dirtelo, ma vedo che gli è 60... 60 se vai via, a te qualche anno di più di me. 65 anni, certo. Quanti anni hai tu ti? 76. E ti? 74, ormai, ma 73 ancora. Sì, ecco. Allora, Guarda poi, Ticcio. qua cominciamo con 12 anni, così, più o meno. Tu capite che finì il miglio di un paiote... Ainda 60 mais ou menos. 60 anos, digamos. Mais?
Ecco. Allora l'è tempo che fai questi baili, queste feste? Sai che abbiamo cominciato un poco, né? Sì. Facciamo solo follia adesso, non mi pizzo una baile, solo una volta a fare. Ma è un divertimento, è un passatempo. Veniamo qua per la nostra amicizia, se non mi scaviamo neanche piccolo, se andare solo, ma non ti diamo ancora un jeito. Ma è importante chi guarda qua. Tra altri e altri, che portiamo allegria a quei casa. Mia vera? E dopo è a parceria che noi stiamo, as amizade. Ecco. Guarda ben qua intorno qua. Sì. Guarda chi che mi ramena a me. Che dice che male il me vuol mia, mica tu, non è. Ciao, E quel che mi convida neanche al male il me vuol mia. Vadi che si casa stasera venesti a Paul Bever perché stai invitai e cada un ha un motorista particolare. Mi roge le vegliette Tommy Amaral. E Beto Pinzetta è andato torno Euclide. Così, sì. Va bene? Vai. Allora, vedremo la serata con quale? Allora cantiamo una italiana. Nataliana? Sì. Quale? I coloni e i governi. Quella che Ma questa quale è mia la lettera vostra? Sì, mia. Ah, è? Autoria? Lui vuol dire. Lui vuol dire. Vuol dire che? Ah, ti vuol dire. Perché io chiamo de i Valdino. Sì. Valdire e Valdino. Mi regar par Valdir che ne pochi che mi conoscono. Ah, sì è? Valdino, i Valdino, Valdo. Ma Valdir, vocês aqui me chamam por Valdir, senão quase non tem Ma il tuo nome è Valdir. Valdir. Sento cosa che mia mamma che chiama a lui. Borsa. Borsa, vieni qua. Ma Deus no, queira, in serio, essas isso aqui. coisas non deveria falar aqui. Ma borsa è un sacchetto di Ah, roba. bom, ecco, allora non vuol dire. nada Ma è vero? Baratissimo di tutte le verità. Non che neanche buoni contare tutte le verità, contare bugie, perché? È vero? Sì, te che ragione. Tocca parlare. Allora borsa. E questo qua era il Garrecin. Ah, è? Sì, perché era il piccador. Chico, mi chiama a il porro Chico, se pensi di lui. Chico Massoca? Sì, eles mi apelidaram de Chico Massoca, che aveva un papo così. Il papo dele era un Lambo. Sì, ciò, Ben e andava via tutto storto, per un macaco, mia vera. Tutto Io acho che era. Perché ha dato una quando testa. che restia cattivo, guaidio con la bengala e la pipa. Sì o no? Ma guarda qua c'è una Madonna. Come che il parlea? Cioè, pian. Adesso, com'è che il parlea? Vediamo, piano. Quello era cattivo, tu si Dio che veniva su. Vieni da Ma guarda qua, Madonna, devo pure a tempo. Perché ha dato una testa di oveia di presente che ha fatto il brodo a lui e la Maria de Chico. A Maria Papuda. Maria Papuda. Che a testa del Piero là gli ha bevuto brodo 8 dì, là acima il fogone. Ele está em campo Tagla, está em campo Tagla, né? Bom, esse Chico Massoca ali era um andarilho, que ele era brasiliano. Bugre. Bugre, é? Bugre. O sobrenome dele não... Era Chico Fortunato Barbão. E lui fez anni tutti in mesi, perché voleva che fesse una festa. Ah! Ele era minha baúco, né? Sì, il aveva mia Sì, ciao. E adesso mi bala un pochettino. Sì. E Valtteri, vediamo se vi viene na mente chi che era. Oh, signore. Era lo chi è? Che chiameli che quel... Zio. Ma l'era che sobrenome porcaria, io non me lembro. Quel di Mori. Il dia del fin del baile... Angelin Mato. Angelin Mato. Finì il baile... Beto. Quando che finì il baile, il passava tutte le mesi di bicchieri che era sopra birra, Li sfenia. lui la seccava Econômico. Ele era un poco fora, né? Sì. Lui laurar meia giornata, perché altra meia giornata ele fez... Grosselli. Grosselli, Ah, Grosselli, io me aí, lembro. Grosselli. Tanto Angelin Mato come Grosselli, ma allora il Gavea, sì, querido, ma era desertar, abandonar, era da Ma famiglia. non incomodava ninguém. Non incomodava ninguém. Só che de notte se che del Parlea can, in sogno. e gli diceva, deu cachorro no Grosselli. Allora il fea su buio, vero? Parlea, Che bravo. fea sul Li via la casa, se sentite nei fuori, era là sentata nell'aria. Allora se che dea de mangiare, è o non è? Tutti che dea de manhã. Todo mundo dava comida. Come Chico. Poro Chico. É vero. Lucas da famiglia che andava, lui andava verde che a legna, a fare quei lavori là, ma tutti che dea de manhã, ma quelle non mexivano il tocchetto na Não, roba. não incomodavano, não roubavam nada. Não. Bem così. Que bom. Femo allora. Femo qua là, para svese. I coloni e i governi. Vai lá.
quando i governi fanno le campagne, a tutti promette che noi passa fame, ma dopo quando chi ga guadagna se dimentica tutto quel chi ga parla. Sti pori coloni non metti in testa che tutto che parla che niente che presta. Tutti i coloni che vol così far d'andar tutti intesi de non più lavorare, e dopo i governi si vola mangiare chi vai anche a loro riprovar picconar. Quante promesse, quante bugie, che na verità la par che sia, noi altri ascoltemo con tanta attenzione, se non se femo furbi me la pianta del buon. E mi lo dico perché mi so, se venisse il matto, mai manca chi no. Tutti i coloni che vol così far, d'andar tutti intesi de non più lavorare, e dopo i governi si vola mangiare chi vai anche a loro riprovar picconar. Sti pari coloni lavorar come un mul, e dopo i governi che la pianta del naso. Una torrente, Che spettacolo! Ascolti cosa che ha detto là. E ha commentato tanta gente che conosceva, che Chico Massoca è il benedia, l'era bensidero, il segnea, che ha guarito a gola. E una donna che scrivesse la Maria Marchioro che anche lei era la pipinera. Sì, a pipinera, Maria Papuda pipinera. Sì. Ma quindi che Pipinera era più su banda avanti là. Perché cada banda candea e c'è un nome, Sarà che isso? Ma mi anche conhece Curioso per Maria de Chico, perché lei era sempre, se provai a farli innamorarsi, ma i barufeano che era Cristi, no? Mia pia Maria Chico perché amanhã massa com panatico. No, agora volta aqui. Qua. Com'è che sei? Com'è che sei? Mi non vuoi a Maria, siamo comigo perché amanhã massa com panatico. Bom, agora nós vamos explicar. Companádego. Sim, agora nós vamos explicar o que é companádego. Pode falar até em português. Companádego é manhar formaggio, salame, tocco di carne col pan, non un mestiere solo, che una volta teneva di conto, era per mangiare formaggio solo col pan e non 2 o 3 mestieri. Allora era la maniera di carne e pan, do che salami e queijo e altre cose, do che o pão, né? Ou a polenta. Ou a polenta, manco de quello, manhã solo companádego. Companádego era o que ia na mesa junto com polenta, por exemplo. Não? Eu me lembro a minha nona que quando a gente comia a polenta, la boca bisogna che si impienia, vero? E di altro poco. Ma lui aveva la fetta di formaggio qua e fa un boccone così, perché lui i bocconi suoi erano piccininetti. Sì. Io mostrai il formaggio dopo la polenta. Sério? Sim, signore. Olha só. Isso. Olha só. Ou era economia ou realmente era escasso, né? Eu acho que ele queria se mostrar também do povo, se fazer querer bem, porque ele era um cara que cuidava, que não tinha muita despesa, amigo, e aquela era quella. Certo, porque ele tinha uma certa idade e ele não trabalhava, fazia alguma coisinha básica. Pouco. Ele era lento. Devagar. E tutti tortos, fenio, vero? E cantava na música, tudo que eu canto um pouquinho qua. Ma è logico! Na segunda fiquei contente, com uma nega me casei. Na terça fiquei pensando para a quarta o que fazer. Na quarta foi para a vila, nem o padre não encontrei. No domingo foi para a missa, nem o padre não encontrei. Mas semana tem 7 dias, todos 7 aproveitei.
quanto tempo? Pois é. Olha o que a gente foi achar hoje. Mas nem me fala. Mas nós Você que podia éramos andar com crianças... baú lá do fundo. Ô, Valdir, nós que éramos crianças, a gente também tinha receio, tinha um pouco de medo deles. Os pais não deixavam a gente ficar só com eles, né? Eles eram até de confiança, mas como éramos crianças, né? Ma por causa che se te lo guardei ele te fez paura. Mas ele era bruto como o demônio. Allora, o que não podia Ô Beto, conheceu o Chico Maçoca? Conheceu. Mas então ele andava no Paraí? Al 30. Mas ele fazia toda essa região ali. Casa por casa. Barra Grande, Nova Araçá, por tudo. Nem por tudo. 55 anni in Drio, É. Guarda Ticcio, Isso aí. di là in su. Va bene. Bello, va bene. Torniamo qua. Vieni qua, Roger. Andiamo a parlare con Juvenal dal Castel, qua con me. Ecco. E sora quel che è successo nel fine di settimana a Brasilia, mi è vero? Mandargli un struccone a quei che si casa. Che gli piace del italiano, delle frottole, dei scherzi. Mia così? Sì. Ecco. Mandargli un saluto a tutti quanti, non importa se sei qua del Rio Grande del Sul o di fuori, di che noi altri anche, se inveciamo andiamo a portargli allegrezza. Principalmente incontri di famiglie. Incontro di famiglie, spettacoli, divulgare qua. Ecco, proprio così. Un strucconasso a tutti quanti che ascolto e poi chiamarmi che non hanno Semana do município, mês do município, filò, festividades, teatro, filò. femo su un bacán, portargli allegrezza, ma pur di piccola idea di mantenere il nostro italiano. Va bene? Proprio vero. Ma allora contami. Allora, te che parlare di Juvenal, anche della DIR Brandalesi, che si andai a rappresentare il Comites a Brasilia, che era la votazione. E ora si mondai anche a me, e mi pare, perché noi facciamo parte da... Zenesio Trevisan. Ecco, facciamo parte da associazione de Passo Fundo, che è il Centro Culturale Anita Garibaldi. Opa. Fa anni che si morendo in questa associazione e allora le mie tutte associazioni che possono partecipare di questa votazione. E è solo un voto, ogni associazione che può fare. Un voto, ecco. In tutti era 160, in tutto il Brasile. Ecco. E se associazione che è invitate e ha tanti criteri lì per decidere quale che è invitata, le mie, e allora è anche il Comites, e allora abbiamo partecipato dell'elezione del CGE, che il CGE è il Comitato Generale degli Italiani all'estero. Resumidamente, dopo mi voglio leggere e spiegare bene cosa Juvenal ha detto, ma mi vuoi spiegare da me maniera, per tutti, perché tutti capiscono casa. Ma allora andiamo a ascoltare Juvenal? No. Ah, anche? Sì. Bon, dopo loro mi parlo. Ma allora te assemblea che Gabiu là, contami. Allora posso parlare o avuto che l'esola? No, può leggere. Ecco, allora te assemblea paese Brasil del Comites. Go parlare alla Stefania Puton, che sta quella che ha vinto, che ha rappresentato il Rio Grande del Sul. Opa, complimenti a Ela. Perché vediamo cosa che Juvenal parla, se lascia fuori qualcosa dopo mi parla. Va bene. Ecco. Allora metti su Juvenal dal Castelli Josiel, che andiamo a vedere cosa che lui me conta. Va bene, vai là. Vai Juvenal. Buonasera a tutti gli ascoltatori, interlocutori della live di Marostica, Filò Italiano. Siamo qua ancora ora per parlare del Comites e il CGIE. Cosa sono queste istituzioni? Il Comitato degli Italiani all'estero del Rio Grande do Sul, il Comites, è fatto di 16 consiglieri, essendo 12 con la cittadinanza italiana eletti e altri 4 tolti dalle associazioni italiane. La Sudita la è rappresentata dentro del Comites per 2 consiglieri, la Dir Brandalise, membro eletto con la cittadinanza, e il Juvenal del Castel, indica perché sono presidente della Sudita senza la cittadinanza. Questo comitato cerca di attendere le necessità degli italiani all'estero, fuori dall'Italia, sia per incamminare la papelama di chi vuole fare la cittadinanza, come orientare gli italiani dell'estero nei suoi diritti e doveri. È una entità che cerca di attendere la comunità degli italiani nel Brasile e anche in tutti i paesi del mondo dove che sia italiani. Il lavoro del Comites non si limita solo a aiutare con la cittadinanza, passaporto e doveri civici delle elezioni italiane, ma anche dei progetti che la comunità la abbia relazionati alla italianità, alla insegnanza della lingua italiana nel Brasile e all'appoggio della cultura italiana.
Col nostro ingresso siamo bel che di farghe sapere alle autorità italiane della cultura dei discendenti degli italiani in quanto il Brasile e che la cultura italo-brasiliana non la danza di essere italiana, se anche la porta i consiglieri brasiliani. Cosita, che abbiamo menzionato che è tanto importante come la insegnanza dell'italiano è la preservazione del italiano, una lingua che è stata portata dall'Italia al Brasile nel stesso tempo che la lingua italiana la era cominciare a essere insegnata nell'Italia. Siamo stati allora con l'ambasciatore generale dell'Italia nel Brasile, Francesco Azzarello, e il console generale dell'Italia di Porto Alegre, Roberto Bortot. Se dentro il Comites la è chiara l'importanza del italiano, stesso bisogna che capite anche fra i consiglieri del Comitato Generale degli Italiani all'estero, il CGIE. Tutti i comites del Brasile si sono riuniti nell'Assemblea Paese Brasile per fare la elezione dei 4 rappresentanti del CGIE. Sabato passato in Brasilia siamo arrivati a mettere dentro gente che ha il compromesso di aiutare anche con la promozione del italiano. La Stefania Puton è una gaussa di Porto Alegre e l'ha fatto 99 voti dei 178 in tutto il Brasile. Gli altri consiglieri eletti, per fortuna, anche hanno un pensiero sensibile a quel che cerchiamo per l'italiano. È stato un incontro storico dove abbiamo avuto l'opportunità di conoscere anche la bellissima ambasciata dell'Italia nel Brasile. Così la Assodita e l'italiano desidero farsi sentire anche davanti alle autorità dell'Italia. Una buona notte a tutti e un bello programma anche da adesso avanti. Ecco, che spettacolo! Bravo Juvenal. Juvenal dal Castello è di Porto Alegre, lui è dentista e lei è il presidente Nas horas de folga lei è dentista. Nas horas de folga è dentista, di lei è descanso. presidente della Sodeta, è stato anche lui là allora a Brasilia? Sì, lui è la DIR, che ha rappresentato il Comites e anche la Sodita come presidente della Sodita, ed è importante Marostega, perché quando noi parliamo dei rappresentanti dell'Italia qua in Brasile, che è la ambasciata, che è tutta una politica, non solo che una politica, ma anche le doppie cittadinanze, i documenti che adesso il Rio Grande do Sul, dopo 20 anni, ha una rappresentante, che è Stefania Puton. Sta più di 20 anni senza un rappresentante. Quattro Rio Grande. E adesso non trighiamo. E guarda che quattro Rio Grande non per niente, ma siamo forti Sì, forti come discendenti, come persone che mantiene, che parla, ma però che è tutta una politica. Sì, che non... e mi vuoi spiegare cosa è questa politica? Abbiamo quelli del Sul che hanno una combinazione e hanno una relazione con Curitiba, con San Paolo, che è più dell'italiano grammaticale. E abbiamo quelli del nord, che è i Veneti, che hanno più relazione con Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mia vera? Che è la nostra gente di qua. Ma questo non vuol dire niente. Sì. C'è tutto l'Italia e il Brasile. No, se una fratellanza, stessa roba, vero? L'importante è che adesso non trighiamo loro questa rappresentante. Anche vuol dire che Walter Petrucciello di Curitiba se sta eletto insieme con Petrucciello? Sì, va? Sì, ecco. di Curitiba, allora Stefania qua di Porto Alegre, Daniel Tadone Neves do Recife e a Silvia Alciati di Belo Horizonte. I 4 lì? E rappresenta gli italiani qua del Brasile, gli italiani all'estero. All'estero vuol dire fuori dall'Italia. Sì, ecco. E allora se sta un evento per cattare queste 4 persone alla votazione, per 4 persone rappresentare tutto il nostro popolo d'Italia, capito? Questa è per resumere. L'idea è stendere cada volta di più questa se una ponte che liga Nantri con Italia e che 4 persone qua. Che meraviglia, che spettacolo, ecco. E complimenti a lui. E che abbiamo parlato da Stefania, potremmo fare a origine dei cognomi che mandà Franco Saccardo? Sì, perché è da cognome Puton. Puton. Sì. E sai che mi go pensare altro di? Posso essere sbagliato, se è un assunto per noi parlare con Franco. Il Putin. Mi
mi guardo che assunti lì, siamo fuori dalla nostra live. Dopo ne parliamo. No, ma l'origine è che se cosita, i che chiama Putin e noi altri siamo sarissimo il Putin. Il Putin, il Putel, il Puteo, sì. il Puton, il Puto. Puto qua nel Brasile è un recion, vero? Ecco. Quel dopera, quel da Drio anche a fare sulla uni. Allora, ma Putel, Puton è un tosatel, un piccinino. Puton ora è un tosatellon. Quei morbi, quei fissi, capito? Quei che viene su proprio grassi, mia cosita, morbi, guarda che parola. Quel piccinino che viene su morbio è grasso, ecco. Allora l'origine Puton è francese. A francese? Francese. Il cognome Puton ha origine da una famiglia tanto nobile della regione di origine Lorena in Francia, famiglia famosa nel campo militare e ecclesiastico. Opa, così. Allora, famiglia Puton. In italiano Puton vuol dire può avere origine dalla parola o una variante di Putin, o origine dal Veneto. No, Putin. Sì, Putin. Sì. Significato Puton forse può avere il significato di un tosatel alto e grosso. Ecco, visto. La diffusione, dove che si cata di P famiglia col cognome Puton nella città di Poderoba in provincia di Treviso, regione del Veneto. Capito? Maraviglia! Allora Stefania, non so se devi accompagnarmi, penso Credo di che sì. Complimenti, vero? Ecco. A Ela, Tegheo, il tuo da fare adesso, ma te vai a rappresentare una gente tanto buona, tanto sforzata, che tanto caro di mantenere questa relazione con l'Italia e di mantenere la nostra cultura. Vera. Mi dico che le ore del sonate. Sonate, Io penso di sì. Ma è Marco Marsaro. Ah, vieni lo mia. Oh Marco! Vieni, allora mi chiamo Marco. Vai Marco. Oppa, buonasera. Come stai? Buonasera Marostica, buonasera. Sempre elegante ti Marco, guarda, I nostri amici Sadinello, tutti contenti. Stasera, si scontrano, te vedemo. Ma lui gai a fare il compromesso. I bastidori, insomma. Qualche dun bisogna che stai lì, Anche avete delle città che sei tante anche stasera. Marco Marsaro è il nostro roterista, Opa, quel sì. che parecchia è il nostro TP, che abbiamo di mai o meno coordinarsi come che facciamo sto filò, sta live. C'è una cosa differente per noi che abbiamo colarato a pala con le vacche su che mi pissea su per dosso, con i moschini che mi becchè, formighe su per i piedi, il vento portava via il capello. E bestemmie anche, e bestemmie, porchi, madonne, sassi, e spini, e bore. Passaggeri su per... No, è passaggeri, becca borse. Non è passaggeri, è becca borse, borsa. Cane. Adesso ti si rifà. Signor. Guarda quella che ho visto prima, ma sa di roba, né, a borsa. A borsa da roba. Ecco. Ma così. no. Sono Andri a E valere. che se sta- Sono Andri per catar fuori tutte che panciane. qua. Aí nel de radinho toqueto, cagadito anche ela, che aveva paura di Chico Massoca. L'ha capito, Scritto do là che quando arrivea, Ma non Andri, guai Dio. vedi so che la ora. Se era piccinini e dopo lui spulsea. O Enelde, solpa mia ti spulsea de piso, sì o no? Se pisse. Che scappia la urina. Che scappia la urina, spulsea vivo de piso. No, ma allora Se era un denti in ser. bocca che ne aveva? 2 o 3, ma gli aveva un palmo di lunghezza. Sì, cioè negri. Sì. De Sigriga, tutti i negri de Sigriga? No, è il piteta pipa. È il che aveva la pipa, sì o no? La pipa. È il piteta Sì, pipa. sì, guarda só che No, lavoro. guarda cosa Che personagem, Un personaggio, sì. una pesquisa, vede, Ecco, che il segna, ma non il fe che segna, perché Tu ti quando che credea? mi sono così che quel che segna, il gala ha idea di farti guarire, ma se ti che fede, te vedi distante, aiuta tanto, proprio, che Euclide? Ti finisce tipo se la massa lunga. No, ma vai qua, Dite vede. che parlate a pipa. Sì. Adesso mi te conto col porcicola. Pianeta. E fumate a pipa e i disea che tu, che andate a tocca, partiranno fuori, tocca mettere che un deo. Ora lui la floscia. Bien, Le
Esta parola che la Esta parola, claro, que parolasse lì dá problema il som. Devo cortarlo com a claveira que é mais grossa. Bah, adesso vedemos. Qui casi allora- caiu a audiência ou não? Ou aumentou a audiência? Aumentou a audiência! E allora, Ô Beto, adesso diventi Beto dopo De Marco, eh? e allora, afinal, lui per voler, se una voglia di ciappare il magnalo, né? E che aveva la pipa di fumare, e invece di piantare il deo, e che piantare la pipa. Ah, signor! E il tatu le vegnesto fuori, ma le scappava via in mezzo, ma sega gaccia pa fuoco, ma Pitando. Ti puoi smorzare, ti puoi smorzare. che le punciate. Ti vedi puff, 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 conforme che il tatu lì a puff, a pipa. Ah, Allo, Nova Brescia, prossimo Pa festival. fuoco, ma sega, no, ma l'era intaccata. con altri. L'era intaccata la pipa. Ah, sì, E allora il tatu che ha corretto, che butta fuori il fumo, intaccato. Sì, gaccia pa fuoco e masseghe. secco, né? E Maraticcio. poi smorzalo e lui pibò ancora che era duro, che andava Sì, dentro ciao. la cosita. Sì. Ma sai che foi un pedazo di massega grande lì. Ah, sì, eh? Sì, Ma allora sì. sei una storia Verdadeira. Boh, l'è ancora qua quel che conta. Sì. Marco è contigo adesso. vediamo. Allora, c'ho storie belle stasera, bellissime, ma Sì, allora c'ho. tocca dire città. Ma che è l'audiência, tanta, c'ho, audiência Mila. buona, Oh. e chi che mia scompartilha, va là scompartilha finché mi diso do quale città. Fa la gente sapere. Vai lá e scompartilha. Allora, la città di Garibaldi, Roca Salles, Shoppingzinho, Nova Roma do Sul, Porto Mauá, São Valentim do Sul, Timbó do Sul, Curitibanos, Casca lá, Santo Antônio do 37 Escolto, Formosa, Paraí, Porto Alegre, 13 de Maio, Maravilha, Cordilheira Alta, Ceará, Pinhalzinho, Rio Verde, Patrocínio, Caxias do Sul, Encantado, Blumenau, Água Doce, Chavantina, Marau, Antagorda, Marau, que lì è città adesso de Valdir, né? Sì, ciao. Antagorda, Nova Alvorada, Haiti, dell'Haiti, che è il nostro amico Sérgio, che è là a Tescoto. Quilombo, Toledo, Cáceres, Rio Verde, Romelândia, Vista Alegre do Prata, Natal, Rio Grande do Norte, Passo Fundo, Barra Fundo, Struconaço Alceu, que é lá em Calu Descolto, Schroeder, Taquara, Carlos Barbosa, Siderópolis, Nova Erechim, São José do Ouro, Mussum, Farroupilha, Concórdia, Montevideo, sempre Opa. Descolto. Ah, sì, Montevideo, Goiás, e sempre Descolto, Doutor Ricardo, Assis Chateaubriand, Campo Largo e Guaratã do Norte. Ecco, Eita. e in nome da Pian Alimento sono per Cangati Pesci, in nome da rede de lojas Paludo, vestir roba buona e bella, sentirsi bem, dar via esplosioni, lojas Paludo. Gavemo la rede de postos Buffon, abastece qua, fammi un favore, gavemo anche Polivalente Supermercado, che tem o conceito de ser da família de Santa Rosa e qua Serafina. Vitória. Mercado Vitória, gavemo a Modelo Penei de Bento Gonçalves, metti su Penei novi, l'auto, caminhoneta, caminhoni, linee, fora de strada, agricola, cosita. Gavemo anche la Fante de avó de Carais, que a vodka che fa? Le meio caipirinha. Reca, gavemo anche Varaquá, paitosa te e varda qua, Baspan, che è un stivaletto liviano, anche per il nono, e per quelli che lavora in colonia, e allora metti sui stivai Baspan. E anche Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa rason per tutte quante le bestie belle e sane, e avemo la Pitol che fa olio, che è salute. Stasera lo finimo, stasera lo finimo. Adesso è epoca di piantare le mude de nogare. Ecco, pianta nogare che è investimento, ti puoi fare il pedido, va dentro là, digita la Pitol, ti vedi subito, no? Ti puoi fare la incomenda che loro ti entrega 100, 200, 500, dopo ti dà tutta l'assistenza, come podar, come adubar, come tender, e ti puoi fare il consorzio anche di piantare gramado sotto e mettere piegole. Aí que tá. Dopo della sonada posso chiamare Beto, sa che Sì, viene? Beto, mi vou lá avisarlo. Que Ecco, Sì. diamo una sonada, che vi pare c'è che lei, vai là! Sono uno ben vecchia. Ah sì? Adesso. Meu coração tá pisado com a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo de um amor quando se vai, deixando triste lembrança
até para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade do meu bem você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu caneirinho que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, saudade ou por padecer. Da saudade da floresta, é saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Beto viene dentro qua. Ciao Trevisan, muovete fuori che tocchi là. Buonasera Beto, dammi la mano qua. Buonasera. Come stai? Bene? Bem, sou visto para Mentanco, guarda. Ah sì, ciao, adesso che sono di Rio Verde. Tu ti parla di Brutinho, ma mi sono un pochettino meglio che Brutinho. Ah, va? E Meglio- voglio aproveitar e dare un saluto al mio amico Brutinho. A Brutin, che è Luis Nilson Bobby Bobinotti. Sua Vanini. Da Sua Vita Vanini, Navarro, proprio. Sua São Filaretto. Pauletto, para que me stiri lá, para Sì. que monte lá, tudo eu conheço. Sì. Ma farlo venire fuori è come far venire fuori un tatu da tocca, Ma ascolta, lui è appostata, ben appostata, ha due figli grandi, è una persona tanto cara che tutti che vuol bene, ma lui lavora con pesci, vero? Con pesci? È piscicoltura. Piscicultura. Capisce tutto? Non sapevo che lui di pesci. Sì, mi ha dato una dica, Lo un so dica che se tu sta... ti parla che guadagna ben, che è ben apposentato. Ah sì, ma quello fa parte, vero? Da lavorare vita intera, e razzo. Se pensi che giunta un pochettino di soldi di scarsella, ma è ancora Meglio ancora, allora ha Sai tanta, che viene tanta più acqua ancora da qua. sotterra e allora ha diverse chiuse o stue, come che volevate, peschiere, e allora il cria sti pesci, li ingorda e dopo tutti gli anni, ta epoca qua, allora lui mi ha potuto venire perché non è orario, non è ora per andare a pesci. Allora che ho detto, avuto che parliamo là, che te che pesci per vendere, e lui mi ha detto, guarda, se vuoi parlare, parliamo. Io buono settimana santa allora. Sì, ciao. Sacramento. Proprio così. Il si tira di più avanti ancora. Ah, ma dice che devo vendere tanto sto anno. Che meraviglia. Betto che mandiamo un saluto al frate. Sì, prima vuoi salutare un parente che conosco mia. Ti va là parlando di- lì, là va di parlando. Antagorda. Clenio, Pinzetta, là di Antagorda. Un saluto a te, sì, sempre devo guardare un altro qua. Un altro lavoro importante che vuoi dire, questi due fradei Adinelli qua, che altri sia so che nostri, delle fisarmoniche dell'italiano. E vi ho detto l'altro giorno anche che quando Valtteri si insieme di un altro è come una famiglia e siamo troppo contenti che si insieme sempre. Quando abbiamo dei bisogni, mia marosca, solo chiamarli che viene. Sicuro. Perché il Signore vi ha dato una grazia, un don e Valtteri sapesse come operarlo. Sì, Tanta perché gente che ha aggrada o no? Sì, Aggrada tanta gente che ha ma sa mia portarsi avanti. Ecco, cada uno ha una maniera. Allora è una maniera. Ma il frate Sergio difendi contano. all'IT. Guarda, siamo qua mesi emozionati perché si di compleanno poi. 40 anni si fa una volta solo. Che vecchio. No, 40 te una gamba. No, è 40 in tutti. Grande amico E nostro. mi ha detto un po' che mi parla perché siamo drio pensare, mica giusto là del programma, del lavoro suo là di catar cosa per dare di mangiare a sti parenti piccinini, là di Haiti. E abbiamo un progetto adesso di, invece di chi mangi buttare in terra, far comprare una tavola e carreghe, che i bambini per sentarsi per mangiare. Guarda, Chi mangia in terra, se vi disse soldi.
Ma è qua vecchia storia. È meglio ver da mangiare intera do che ver a tolla mia vel mangiare. È vero. E mi ho detto in quei fai anni, Sergio, ma sta louco, Sergio difende quelli lì del Bassan. Allora guarda Sergio, grazie per tutto il lavoro che ti fai lì, noi siamo una gossetta piccola, siamo sempre a aiutarti, che te lo sai. E Marostica ha fatto un bel lavoro qua, quando il GA ha presentato il programma suo, annunciava, e tanta gente che mi aiuta che delle volte ti si gnanca, sì. Allora che viene fuori. Valtri savi che guadagnare è il paradiso, quando ti aiuti una persona, vero? Puoi stare sicuri. Puoi stare sicuro. Anche la gente qua, quei due qua. Sicuramente. Il lavoro che fa, il galcielo. Galcielo. E quei peccati che mi stir là, che si sa, di loro. E solo con quel lavoro qua. Perdonai, ma adesso mi fa un... Valtri... Ma veniamo insieme a Cavati che loro siamo amici belli lassù. Ascolta, torniamo qua di quel che lette l'IT del frate, molare qua a famiglia, molare amici, la mamma, il papà, i fratelli, per andare a stare l'ante l'IT, loro lui è un frate, non è marito, allora non ha la donna, non ha i fioi, per andare a lavorare per aiutare persone. Sarà che ti tendarissi? Buone domande. Buone domande. Sì. Allora, al manco aiutare un pochettino. Quei che può un pochettino aiutare. Quei che ha la carezza, il don, che ha l'amore, che si sente bene, perché se non si sentisse bene, sei tornato in Dio. Ecco. Lei è venuto qua, che parlare insieme. Ma è cose di Dio. Come? Le cose di Dio. Robe di Dio, sì. Robe di Dio. Robe di Dio, sì. Sicuro. Sì. Ma mica che non è un altro lavoro di Dio. Dice. Mi sono stato emozionato perché mi conoscevo Chico Massoca. Mi con 10, 11 anni, 12 veniva del parade di bicicletta lì nel nono Toni, lì al 30. Ricordate? E veniva quel vecchietto là, cioè aveva pipa, con i denti tutti storti, aveva un colore. E certo che cosa mi veniva in testa? Perché in questi giorni anche ho visto Bartoldetto mezzo perso, ciucco lì qua a Serafina. Ah, va? Sarà che Bartoldetto sarebbe mia nipote di Chico Massoca? Guarda. Ma i piedi di Chico Massoca erano storti, dei piedi. E un deo dei piedi passava via insieme con l'altro così. Sì o no? Non vorrei pescare insieme Chico. No. Ma lui, caro di Dio, sardelette così, vive. La metteva in bocca vive e pareva senza masticare. Sì, senza masticare. Mio come ha visto? In la panza. Sì. Come mangiare ostra. E mangiare ostra viva. Zio Angelo, dite che è fotografia sua là. Sì, io tenho la dupla ainda. E zio Angelo lá da Pinzetta da Casca, ele fez desenho. Ele ganha desenho de Chico Massoca com a pipeta em boca. A prima volta che io catto, che mi mostra, vuoi fotografare e dopo ti mando partire per vedere. Ecco. Beto, guarda cosa che viene fuori, cominci a parlare di mischia. Beto, visto? Fin Bartoldetto viene qua. Senza un ma la Marudì, Casè Giuliati, maridata come compare, Casè anche lei a me comare, Carlo Stabaldi, l'ha detto che ha ritratto di Maria Papuda con Chico Massoca. Mandami qua che mi mettiamo su. Beh, a fatica, Josi, te mi aiuti? Se manda qua il ritratto, da per mettere su o no? Ascolta, parlando intanto chi vede che il mestiere lì, parlando in fare il ben, Felipe Rec Panisson, un piccinino qua di Serafina. 5 anni. E lei è colleguinha do Francesco, do meu filho, o Felipe, tem 5 anos, olha só, estou internado desde o início de janeiro, olha esse menino aí. Quando descobrimos meduloblastoma, grau 4, tumor maligno e muito agressivo. Já passei por 2 cirurgias para a retirada do tumor na cabeça. Porém, infelizmente, a doença se espalhou pela coluna e medula. Meu tratamento é longo, invasivo e muito forte. Iniciei o tratamento com quimioterapia, vou precisar de radioterapia e transplante de medula. Gente, a Gisa me falou que eles estão vendendo tudo que eles têm para manter o nenê vivo, porque o gasto é muito alto. Tem o Pix dele ali, gente. Quem puder colaborar com qualquer coisa, eu bate vou fazer uma foto amanhã. Do Pix. Dá uma olhada pro guri. Nós, isso aí é muito... É para destruir qualquer ser humano. Destroce com qualquer um.
Não tem. Não tem como. Mas põe de novo aí o guri. Então, olha o Pix aí, né? Faça a sua doação, ajude, né? É pelo menos para ajudar a família, porque eles largaram tudo, abandonaram a vida, não vivem em prol do guri, que não tem noção ainda do que vai acontecer, mas Deus é grande, Deus é forte, a fé vale rezar, é o mínimo, né? Con quel vecchietto lassù, caro di Dio, ti puoi aspettare di tutte. Sì, misti di qua, ho parlato con un amico mio di Antonio Prado, che ha detto, me fratello, ha una brutta malattia. Ho parlato con con una donna di Serafina, una grande amica mia, la che ha detto go un cancro. E allora sono momenti complicati, ma bisogna tenersi su in qualcosa. A prima cosa per curarsi è tenersi in botta, tenersi in su, Sì, essere forti. Forti. Essere più forti Coraggio Coraggio. Abbiamo perso un amico con cui, no? La sua sede. Sì. Di un cancro, di quei cattivi. E ha soffrito tanto. Ma ha patito, poi là si 9 anni che lei è cosita con quel câncer lì, né? A boca, c'ha i nervi, che era la mia medicina, niente che porta niente giù di te. Niente. E infelizmente l'è andato, e neanche tanto vecchio, 60 e pochi anni. Non tem 60. Allora, la mia 60. Allora guarda un bambino di quelli che non si resta. Allora bisogna valorizzare la vita, gli amici, la famiglia, le cose buone, fare il bene, passare momenti buoni, anche lavorare bene a fatica, ma essere sempre parecchiai pel pedo, sì o no? Ma vivere il meglio che dà, positivamente, allegri, che il momento che te stai ben, proveitelo. Sì, proveitelo. Proprio. Ecco. Un'altra roba solo per finire. Disi là. E te sai che l'italiano è sempre, adesso le arriva in su. Ma Maradona, nessun più me ciappa. No, mi ho fatto la prima. Che ha fatto la seconda e la terza. Sì, che va che nessuno me ciappa più. Va a Milan che arriva in su. Sì. E allora siamo contenti, altri auguri a tutti gli altri che fanno il lavoro, e anche a altri che giochiamo un pochettino lì, tirare avanti il nostro italiano. Sì. Della maniera che si può fare. Proprio. Per chi che non conosce, Luis Alberto Pinzetta. E dice, ma mi chiamo Alberto Luis Pinzetta. Alberto Luis, E allora lui è consigliere del gremio, sempre il gremio è in Sono direttore regionale também. Direttore regionale, che ancora? Te cavi i denti, te posti i denti, fa su di tutto. E il me dentista, femo de che baruffe, il me tira a testa in qua, ma mola, almeno mola. Va bene così. Ma abbiamo un'amicizia tanto grande. Sempre contento di essere qua. Ecco. Ma ancora un pochino più contento perché ho dato portare insieme. Opa! Ma allora se ti sei contento che te che me nai, immagina allora chi può bere. E le mie sempre de che te ha grazia di andare con una compagnia buona. Tanto Luca Sodona, 2 persone meravigliose. Parla o semplicemente parla di tutto, assim che è bacana. Ecco, così. Da Linda potrebbe venire qua a parlare solo del museo dopo. Sì o no? Sì, ma... Mandiamo i nostri patrocinatori, vai là, Josiel!
Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. Viveiros Pitol, mudas de Nogueira Pecan com assistência técnica pré e pós-plantio. A Pitol de Antagorda industrializa inúmeros produtos à base de nozes e in natura. Linha de cosméticos a partir de nozes com qualidades garantindo proteção à sua pele. E tenha sabor e saúde em sua mesa com o óleo de nozes Pitol. Maravilha, que espetáculo! Semudrio retornar. As lojas Paludo esperam por você e toda a sua família com a coleção Outono-Inverno, a tendência da nova moda 2022. Maravilha! Anche mandare un saluto a quelli del supermercato Vittoria qua di Serafina, supermercato Polivalente di Santa Rosa e a quelli di Bento Gonçalves da Modelo Penei. Teu core Penei diventa modelo qua di Bento Gonçalves. Ma che sonata andiamo a fare adesso? É para i bodegheri e para i paroni di mercati, è para eles che vai. Ah, é? Ma qual allora? Uma versão da pombinha branca e migo fatto la coruja negra. Com'è che è? Coruja negra? Adesso mi te conto. Contami, a te vai contarla a te? Sì, vou cantando, la coruja preta. Ah, va? Isso. Dá pra far due o no? A Sì. fio? Perché quei gatti io devo mandare sonate. Aí que tá. E vuol sonate tu, stasera andiamo fino a mezzanotte e 8 là. Vai! Se eu pudesse voar igual uma coruja, eu voaria em volta do mercado. Eu pediria aos cachorros, eu pediria aos gatos que por favor não lambesse os homens deitados. Voa, coruja preta, voa, diz aos borrachos para tomar. Diz que eu estou bebendo tanto pra nunca mais me levantar. Fomos felizes juntos, embriagados. Foi testemunha o garçom
lá no mercado. Hoje só resta a lembrança, porque fechou o boteco aonde nós comprava tudo afiado. Voa, coruja preta, voa, diz aos borrachos para tomar. Diz que eu estou bebendo tanto pra nunca mais me levantar. E Nantra, vai Nantra, vai, vediamo. Ninguém viu o que eu vi hoje na rodilha do cipó, um macaco de colete, um bugio de paletó. Ninguém viu o que eu vi hoje na rodilha de um cipó, um macaco de colete e um bugio de paletó. Chora meu louro, vem cá meu coitadinho, macaco olha teu rabo, deixa o rabo do vizinho. Chora meu louro, vem cá meu coitadinho, macaco olha teu rabo, deixa o rabo do vizinho. Esta dança do macaco que veio de antigamente, quando o homem era bicho, o macaco era gente. Esta dança do macaco que veio de antigamente, quando o homem era bicho e o macaco era gente. Chora meu louro, que este mundo é um buraco, a mulher matou o marido pensando que era um macaco. Chora meu louro, que este mundo é um buraco, a mulher matou o marido pensando que era um macaco. Che maraviglia, che spettacolo, ah, che cassonata qua che ho domandato a me. Quanto tempo che non la sentia mia. Ah sì, vatti che si casa pareceve che qua è una scianta, che abbiamo conseguito con la Marudì, che è la vostra neoda, la mia comare, il ritratto di Chico Massoca Maria Papuda. Sì. Oh, Vincenzo, buonasera, come stai? Buonasera. Vem, te. Vem. Vem. Ah, bravo, ciao. Ghetto, cappelletto di Qatar su ovi. Ma cosa ghetto di contare sta dare buonasera alla gente? Buonasera. Ecco, senti. Te suoni a gaita, vero? Sono. Quale musica che si becca di imparare bene? Ah, quella lì conosco, un'altra, vediamo. Anche che lì conosco, vediamo un'altra. Moreninha linda do meu bem. Cana Verde. Cana Verde, l'italiano. L'italiano. Che ancora, vediamo. Beijinho doce. Que beijinho doce. Que ela tem a cabeça branca. Ah, vá! Tu e o Roger tem que cantar um em português e um em italiano. Manda um abraço pro teu professor lá que tá sempre... Valeu, Diego. Obrigado. Aê! Maravilha! Di mano dopo te vieni a fisarmonica te suoni un per qua. La ultima è qual, Gisa? Ultima è una bandinha? Qual? É a... Ah, essa aí também eu conheço.
Ah, tá, essa aí também. Ma allora un poeminha di quei là, le filastrocche, che gli piace. Para la camera numero 12 a tua, a 8 è do Brutin. Com'è che è então? Vai. Ding dang dong, 3 putele sul balcone, una che fila, una che taglia, una che fa capè de paia, una che fa lame d'argento, per tagliare l'ave dal vento. Ding dong, 3 putele sul balcone, una che fila, una che taglia, una che fa capè de paia, per andare alla battaglia, bianchi e rossi in coloria, tutti che corre con sciopetto, capitano martelletto, casca intera sul paltan, leva su che zetto andan. Oh, Vincenzo, che spettacolo! Maraviglia! Allora tutti i marti te che è il compromesso, vero? Claro. Te vieni? Sì. Allora te incentivi tu a te, quei che si casa, a cantare, a suonare, a portare avanti il nostro italiano. Cosita? Cosita. Ecco, passa che il microfono a dare buonanotte. Quando si arriva si dice buonasera e quando si va a dormire si dice buonanotte. Buonanotte. Passa che il microfono là a Roger, che lui viene a fare il momento Mighi Plus. Qua. Oh Roger, vieni avanti qua. Ecco, dopo che abbiamo tante cose belle, buone da fare ancora stasera, che andiamo fin tardi, Ecco, così. E ricordando chi che vuol giocare, chi che vuol giocare che il tosetto che le quattro a terra. Sì, ciao. Allora che bel tosetto. Chave, Pix, chi vuol fare la doazione, allora se l'email lì sotto, ti fai il Pix, allora batti una foto con il cellulare. filippi.panisson@gmail.com. Giuta che te che becchi un piede in paradiso. Mia vera? Proprio sì. vera. Ecco. Allora tocca aiutarsene. Sì. Andiamo a parlare di un patrocinador che è la Mighi Plus. Mighi Plus, Ecco. Momento Mighi Plus. Momento Mighi Plus. E spiega, Roger, o leite sem lactose perde o valor nutrizionale, le perde qualità o no? Andiamo allora a parlare il Momento Mighi Plus un coi, che sobre questa domanda. O leite sem lactose perde o valor nutricional? Sabemos que uma porcentagem da população tem intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Esse distúrbio causa desconforto gastrointestinal, dor, flautulências e diarreias. Para que haja quebra da lactose durante a industrialização, é introduzida a enzima lactase. A lactase é uma enzima produzida pelos mamíferos para facilitar a degradação do açúcar do leite, a lactose. Maravilha, hein? O leite in natura possui 4,7% de lactose. Porém, quando adicionado a lactose, esse valor baixa para menos de 0,1%. Baratinho. A lactose pode ser utilizada em diversos produtos lácteos, como queijos, iogurtes, creme de leite e entre outros produtos. Desta forma, quem tem a doença se beneficia por não ter que fazer o processo de quebra, fazendo com que esta pessoa não se sinta mal e nem tenha distúrbios gastrointestinais. Maravilha, mi piace gran tanto latte e derivados do leite. E mangio sempre, direto. Fin col churrasco mi piace da mangiare formaggio. E latte. E quando bevo latte, male lo sporco con caffè. Mi piace quasi... Per dare un colore. Dare il colore, ma se no mi piace latte puro, la pana. Buttiro, quel che viene davanti, mi piace gran tanto. Ecco, e il giorno 10 di giugno, ecco, noi saremo a Salgado Filho, a festa do queijo e do vinho. O do vinho e do queijo. Il giorno 23 di aprile che sarà il lançamento da 26ª festa con Choi Beppe. Maravilha! Cosita sì. Bom, mi va o bando dei suonatori? Sì. Manco, mi dico che farà qualche frotoletta anche i suonatori. Ma mi credo che si va a dire. Ma dico che Valdir che ha detto che è epoca di scuola, che ne venisse fuori, guai Dio quante frotole se venisse fuori. Vediamo che viene fuori allora. Posso andare bando dei suonatori? Sì, vai. Ecco, Dì che te conta quella del suo collega là che da settimana da Patria là che ha fatto un disegno là. Domanda che lui ti spiegalo. Tu sì, demo bando dei suonatori. Qua, e allora,
Sai qualche storietta, pensa un anche a te, ma storie te mi inventarle, storie vere. Vero, ma pure natureza quel che mi conta. Ah, va? Pure natureza. Vediamo. Verità pure. Come sei sta Visto storia? che ti conto una storia del tempo della scuola. Ma le tempo? Anni e anni. Che tu studia finché quanto te? Oh, mi studia finché finì il caderno, dopo devo. Calcula se te che si studia con 2 caderni. Lo sai ancora, Drio? E allora, come sei stata la storia? Boh, allora il tempo che andai a scuola il professore ha introdotto e sapeva mia tanto parlare in brasiliano, ma questo era in brasiliano, dopo che quello in italiano. E allora il professore che ha detto: alunnos, qual è un alunno che sabe disegnare una frase do inno nazionale? Levanta a mão. E uno levantasse. Eu, professora. Ma con un disegno? Per disegnare una frase do inno nazionale. Ah, Maria Santa, olha só. E lui si va a prontificare e levantar la mano e dice: eu sei, professore. Então vai, desenhou. E ha disegnato un tosotel, dentro tem un verso, né? Sì, tem una cuna. Então a professora valorizou, deu nota boa, beleza. Imagina. O que é isso? Ele é deitado eternamente num berço esplêndido. Aê! Foi um aplauso só. Daí agora, depois daquela, então ela pediu de novo: professora. Não, professor pediu para os alunos: qual é outro aluno que sabe desenhar outra frase do hino nacional? Que identifique o hino nacional. É, uma frase que se identifique com o hino nacional, né? E outro respondeu: eu também, professora. Aí ele foi no quadro e desenhou um jegue. Vocês não imaginam, mas tinha um troço desse tamanho. Assim, desse tamanho. Armado. Tava pronto mesmo. Né? A professora ficou puta da cara. Mas que é isso? O que o senhor desenhou? O que significa isso, professora? Eu vou explicar. É gigante pela própria natureza. Ela acabou a minha razão. Ela sabia. Ô, Euclide, conta-me uma história de qualche baile, qualche festa. Ma te conto di qui che andai a viaggiare di avion, allora. Dai viaggiare di avion? Andati, l'avion pieno, che è andato anche un padre insieme. Un prete. Un prete. Cioè, monta su e vai, quando era stato in altura, là cominciò una turbolenza, figlia da puta. Un stieramento. Un stieramento, i cavilli di qua e di là, e si picchia. Cioè, il padre non si manifesta e tutti avevano voglia di pregarmi, dico. Di fare qualcosa. Allora che ha detto: padre, faça alguma coisa para nós che non stiamo caindo. Vamos morrer. E ha detto: passe a bandeja. Se il prete le deve assistere, no, ma il mi dai parabéns. Ah, va? Ti dare. Quando che lei è una verità, lui concorda. Ah, boh, se concorda, allora non c'è problema. Fermo qua adesso. Il vin le bon, le un bel bicchiere. Le meglio la serva che il cavaliere. Ma come siamo Nandri? Mi guida che veasso. Avuto che cantiamo quella? Da me parte sì. Avevo un'altra là. Subiu no palco agora, velho. Ah. E il vecchio in colonia cavava artisoi, la nonna in cucina spartiva i fasoi. Qualche cosa così, te inventeva altri, o sai quella tradizionale? Insomma, Chi è che inventò il vin le bon? Altri due insieme. Ah, Cada um. Ma come che surgiu a ideia? Ma Rio pieni di vin, e Beto che era insieme o no? Sì. Di Ferrari non sei che No, parai. Vamos, aqui vamos ter que falar sério agora. Para. Ma non tutte, No. Não contar. Tutte no. Não contar todas. Não, pessoal, é que assim, ó, ouve bem. Il vin le bon, alla cena nacionada, che tutti la canta. Sì o no? Sì, todo mundo hoje sim. Nós não registramos direitos autorais e foi gravada por 1000.
pessoas. Cada um faz do seu jeito. Todos os grupos cantam, né? Tutti che inventano parte differente. A colpi me sporche, a colpi me zanetta. Dipende dall'ambiente. La prima volta che l'abbiamo cantata a Rai, si ricordi che te Lauretta Odissea, la sono a cantare con te. Quanti 1000 anni? Quella che ti che contare con questo sciuppetto che mi chiede un che mi spia fuori? Quella. E ancora quel tempo là. Che il nono in cantina insilie al mul. Due figli così. Il vin le bon, le un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. Il vin le bon, le un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. Il vecchio in cantina che aveva il vin, i tosi sul letto si spregava il parampampa. Il vin le bon, le un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. Il vin le bon, le un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. Il vecchio a mattina le ve sulle 8, il vecchio buon'ora che piantea la salata. Il vin le bon, le un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. Pomidori dell'orto irrisava la foglia, le tose te a cama le moria da gratta. E il vino è bon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. E il vino è bon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. E il vecchio in cantina insilie al mul, le tose te a cama con Deo del naso. E il vino è bon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. E il vino è bon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. E il vecchio in cantina il gusava la britola, le tose te a cama e se grattea una gamba. E il vino è bon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. E il vino è bon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. Che spettacolo! Stasera spacchiamo fuori tutto. Diamo ai nostri patrocinatori culturali un minutino, torniamo in seguito, vai là. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria.
E você faz parte da nossa história. A melhor hora do dia é quando vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Eita lá, torniamo allora col nostro filò di tutti i martedì sera. Volevo far tutti sapere che il giorno 26 di aprile femo 2 anni di filò italiano, ecco. E il nostro filò del giorno 26 sarà a Serafina Correa. Lei qua è il nostro paese, però no qua in cantina, che va a essere un filò che è del governo staduale, della lei di incentivo a cultura, del ICMS, che mi ha aiutato, ecco, e che abbiamo captato questi valori pur di far sto filò con valori di Serafina. Dopo andiamo a Villa Flores, dopo a Nova Alvorada, ben, 12 città, 12 municipi, noi andiamo a passare per mostrare a altri i valori culturali, i valori artistici, sopra la cultura del italiano. Il nome del nostro progetto è Viva Italiano. Vogliamo ringraziare qua la impresa Pitol, che ha punti di venda, che tecate in le reti sociali, i suoi prodotti, ecco, e la impresa, come funziona per ti sapere. E qua di un paio di giorni avrà un spazio di turismo del gruppo Pitol, dell'Aser, intrattenimento, di passarvela. Ecco, allora a impresa Pitol, è forte e ha le nogare fin 2 anni per piantarle e dopo dentro di pochi anni ti scomissi a tarnose e venderle, che è un grande investimento. E Isedrio ricevere adesso i pedidi o le riserve per maggio, giugno, luglio e agosto piantarle. Chi pianta prima meglio ancora, va bene? Va dentro del gruppo Pitol e Ciappa Informazione. Mandargli un saluto anche alla nostra impresa che è dentro del nostro progetto culturale, a Ortodontic, a maior rede de aparelhos dentários do Brasil. Venha sorrir com a gente, a clínica de Marau. Vamos ver o vídeo, vai lá, Josiel. Ortodontic é uma clínica odontológica com tratamento acessível, atendimento de qualidade e profissionais especializados. Somos uma marca inovadora que investe em equipamento de ponta, garantindo os melhores resultados em tratamentos com o propósito de fazer você sorrir. Vamos conhecer? Aqui, a Ortodontic recepciona seus pacientes. No atendimento 1, você terá todas as informações para iniciar o seu tratamento. Temos o telemarketing, onde acontece o primeiro contato da clínica com o paciente. Estes são os consultórios de atendimento, onde inicia seu sonho de sorrir sempre.
Estamos esperando vocês. Um abraço da equipe Ortodontic. Maravilha, spettacolo. Un saluto alla Stella Piazza e a tutta la sua equipe de Marau. Ascolta bene, qua a Serafina noi abbiamo la famiglia De Bastiani che ha un vignal al Querto, sì, al Querto. E ha la uva de Tola, que diz uvas de mesa, a Rainha Itália e outras variedades, que eles vendem para todos que quiserem fotografar, passear durante o dia, sábado, domingo, e comprar as uvas, que são maravilhosas, doces, saborosas. Me pare che Valdir e Roger coida di là a comprare sacolone piene per portare a casa per la famiglia. Ecco, impienire il portamala, Ma se andiamo dopo della live, possiamo portarle via senza pagare. Che ora qua e pidi o attendere. L'ora che nel comprare uno che nel... e portare via. Allora un saluto a Felipe De Bastiani, tutta quanta sua famiglia, loro che è capriciosi e ha un vignal grande, che sono as uvas de mesa, ainda tem a venda, ok? Va bene? Uvas de mesa De Bastiani qua de Serafina che attende tutta quanta na regione. Ma ascolta bene, Franco Saccardo ha un recado per noi, lui che è un collaboratore del nostro filò, sora i cognomi, qua della Scianta abbiamo anche, ecco, la sua partecipazione. Vediamo cosa che Franco me conta adesso che siamo di arrivare la settimana santa. Vai là Franco! Buonasera cari amici del filò italiano. Avevo da leggervi un annuncio che ho caro farvi. Lo stiamo facendo in tutto il Brasile ma anche in tutto il mondo. E con me per il filo italiano logicamente l'ho leso in italiano. E c'è questo: come la morte di Gesù può significare vita per te? Larissa Diaz, dopo di essere stata intubata per 20 giorni per le complicazioni del Covid-19, è stata mandata a casa, ma infelicemente la ragazza ha visto che il suo uomo era morto, vittima della stessa malattia. E era sposata solo 2 anni e 8 mesi. E la dice: la speranza della resurrezione, tanto chiara nella Bibbia, mi ha aiutato a accettare a vivere e a avere la forza per affrontare la recuperazione emozionale e post-coronavirus. Larissa l'ha cattata consolo pensando in quel che la morte di Cristo può far per ella, far tornare in vita il suo sposo, che ella amea tanto. Nella notte di venerdì 15 di aprile del 2022, Larissa e altre testimoni di Geova, insieme con migliaia di convitati in tutto il mondo, le sarà presente nell'evento più importante dell'anno, la celebrazione della morte di Cristo. Loro le fa questo tutti gli anni, così come Gesù il mandà in Luca 22,19. Sei te a far questo in ricordo di me. Questa riunione speciale la fa vedere il valore del sacrificio di Gesù e come che questo significa vita per tutta l'umanità. Nel Brasile persone di più di 30 etnie le possono assistere a questa riunione nel suo proprio idioma. Di più di 21 milioni di persone che assistito a questo evento nel 2021 per la internet. Adesso, dopo 2 anni di isolamento sociale, le testimoni di Geova si riuniranno nei saloni del Regno e in altri locali. Come opzione sarà ancora possibile assistere alla riunione per la internet. Tutti gli amici, familiari e convitati siete benvenuti a questa riunione. Venerdì 15 di aprile. Per assistere a questo evento parla con una testimone di Geova che ti conosci o va dentro il sito jw.org e catta un locale di riunione darente di te. Strucca in chi che siamo riunione e li teccati l'indirizzo più darente a casa tua. Cari amici, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi saluto tutti quanti. Buon filo italiano, ciao a tutti!
Ciao Franco, grazie. Cosita sia, che spettacolo, parla bene l'italiano. Lui è italiano, lei è del Veneto, ed è star qua a noi a Trento. Ma dai un saluto a Meneghini, a Nei e tutta la sua equipe qua da Serafina Meneghini in macchina e Pesse qua da Serafina Correa. Ascolta bene, avvio una sonata, da mia per fare una differente qua per quei casi animata, sertaneja. Ma come che te vuoi, ti famo un po' tu, se vuoi che cantiamo a quella in F, non ti famo. Ah, ma allora che famo 3-4, ma ascolta bene, sì. Ascolta bene. Era mia una piccinina de sora salata. Una storietta te vuol dire? Anche ne è una mia tanto grande, ne? Come che è ancora degli alunni, ne? Ah, ancora, sì. Che il tempo che noi potevamo parlare in italiano. Ah, sì, che allora la maestra ha scritto per separare le syllabes. S-A-P-O. Sapo, E l'alunno che ha detto S-A-P-O. Rospo. era il primo libro che diceva a botta dove vuoi è bella. A me mi vicino l'ha allenato a parlare della cosa che o stival d'uomo. Però vamo di nuovo. Com'è che è a botta? La mandò a fare la lettura in casa, poi c'è che lei, ma lei non studiò nada, lui è andato là e ha aperto il libro, ha detto che era stival, lui ha detto o stival d'uomo. Stival d'uomo. Ma quella è da salata, come casella? E allora poteva parlare in italiano, solo in brasiliano, ma cos'è salate che si parla in italiano? Sì. Ed è il loro professore che ha detto qual è l'alunno che sa disegnare una verdura, dice un nome di una verdura. E aí apareceu levantou o braço, eu sei. Daí então, qual é o nome da uma verdura? Ele disse bicho. Bicho? Bisi. Ervilha. Ah, bisi. Hai capito bicho? Ma afinal non podia falar italiano, lui tentava parlare in portuguese, na malgrado sbagliato. Sì, e daí não tem outro que sabe, outro que sabe um pouco melhor italiano, diz, eu sei. Capucho. Capucho? Capucho. Ah! È un repolho, capuzzi. Capucho. E ha mandato un altro, e ha detto, io também sei professora. Opa. Mijacão. Era pisacão. Mijacão. Mijacão. Pisacá. Ma ascolta mia, una volta che c'era, a che c'era, e fa me che aveva tanti fiui, sì o no? Sì, tanti. E che c'era sta linea che passava a te comunità, mi ti vede qua Porè, Serafina, Casca, andava a Passo Fondo, e che c'aveva la retta. Se ci aperta gira al vecchia. Sì o no? La linea. Ecco. Loro saltano insieme a questa linea là, che non era gente che fumea, là che era tanti fiori, che era gente che aveva bagagli, che era donne che aveva la... Puzza di cica, di suo. Puzza di... per amor di Dio. Che non era donne che aveva la sporta con la gallina rento col col fuori. Sì o no? Sì. Che non era di tutto là insieme. Allora ci arrivate un posto là, che viene su con 11 fiori. Maria Santissima! Là che n'era banchi di 2 che n'era 3, perché ha impienito la linea. Ecco. E andava a Passo Fondo. La prossima parata, il passa qua de Cantelico su. Sì. Gavio conoscesto, ma Dio Sarpelon. Vuoi dire sì? Ma Madio Sarpelon era mio vostro parente? Sì o no? Ah, va! Sì. Ah, è serio, Sì. Ô Josiel, tem como mostrar aí a foto do Chico Massoca e Maria Papuda, Tem como mostrar? Ecco. Qui que é casa, se o Drew Vederlin, esse é o Chico Massoca, e essa era Maria Papuda, che ha detto anche Maria che chiama Maria Chico, Maria do Chico, la Pipineira. Pipineira. Essas duas pessoas aí que tinham tanto carinho por nós como criança que a gente tinha medo, eram amigos dos nossos avós, dos nossos pais, e passavam nas famílias e todo mundo ajudava e dava comida. Será che era il suo nonno di Bartoldetto quelli? Ecco. Ma allora ascolta, quando si vai qua alla 15, qua di Cantelli, che è la 13, che ma Dio Sarpelon che salta su e il aveva una gamba di legno. Sicuro? E il aveva una gamba di legno. Quando l'è andato su la linea,
e vai croc. E allora sta gamba di legno, tagliata via qua, di adoro, era una punta di legno, sì o no? Mi penso, pure corde, un mestieramento, fa un barullo de can. Boh, infatti, ciò, dopo quel tempo le venne fuori la chisciute e andava via con la chisciute. Una chisciute, vero? Sì o no? Sì. Ma avanti della chisciute, lui fa toc. E dove lui camminava a strada, per esempio, che era un po'... Stiochea la ferramenta che gli avete a gamba. Sì, stiochea, e se andava via per strada, che ne era barro, vedendo che il pestea qua che passava a Dio. È solo lui che aveva... Poi infatti salta insieme a te a linea, e sto uomo che è andato su, che aveva 11 fioi, ecco, e si era buttato che era stufo, e voleva dormire. E quel della linea avanti in una curva, si fermea, il capella dritta, il capella sanca, cada volta che il fermea, che era Madio, che era Amadeu, accredito, eu acho que é. Zarpelon. Ma che sia Amadio, ma che non era qui che si despreza Dio, perché lui bestemmia tanto. Bestemmia tanto. Allora il setenea, e la linea di allora toc, e fa tanto barullo là con sta gamba di legno, con sto mestiere, su questa linea di ferro, fa toc, e l'uomo era mia buon dormire. E allora vai in un colpo, vai 2, dopo arriva su San Valentino e dopo a 15 su al Parobè, avanti con questo bordellamento, la denastianta quelli che avevano una muccia di fiori, e il gadito, sarà che ti seri mia bon di mettere una pesetta di coro te a punta di quel legno lì, che ti fai manco bordel, che allora mi era buon di dormire. E lui, che neanche un fiore le leva su per sacre posto per lui sentarsi, gli ha detto così, e ti, se ti mettei una pesetta di coro davanti del bicite che avevi mia tutti i fiori e allora mi chissà che mi sentesse dopo. Guadagnata correndo femo una sertaneja una volta Petre che che ne nata sì bene e veniva la donna a pescare sì il voleva il cavallo del potrero sì ciao il giorno Drio aveva un nome che il cavallo certo che il nome vermelho era un grisaglio no ma era vermelho vermelho allora dà per andarci a palo chi che dice che lo ciappa e lui con la gamba solo perché una era neanche mezza era tritrocca Drio e vai cioè Drio sto cavallo non vai forza di tribulare lo gacciappa lo gambe testo ligato il sinamomo dopo il gamba la gamba te capisci sì ciao il gatto che il balanzo le sta butte a panza del cavallo quasi che lo rabalta in terra ma il fin dato il momento il cavallo una sgambata di quelli scusi ma ti che dai in ballo un legno di quelli sì mio Dio il cavallo che ha fatto e stia anche a mezza giornata con quarantini che aveva un 40 per ciappare una gallinetta e lo che è la gallinetta? La gallina no, una saracura. Saracura, che dopo il brodo, se no il toccio, no? Siamo una sertaneja, Valdir. Quale? Assino con Cis. Assino con Cis, che era mia un'altra. Ma se tu vuoi cantiamo una di Rio Negro e Solimone. Rio Negro e Solimone. Vai! Sì, sapà. O de casa ou de fora, se for a saudade manda embora, diga que a felicidade manda a solidão embora. O de casa ou de fora, se for a saudade manda embora. Eu agora estou vivendo o amor que
pedi pra Deus. Você entrou na minha vida, completou os sonhos meus. Depois que você chegou nesta casa, ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade manda a solidão embora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus. Você entrou na minha vida, completou os sonhos meus. Depois que você chegou nesta casa, ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade manda a solidão embora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Aê! Ciao a tutti, veni avanti, veni lento, qua a tutti che siamo di finire il programma. In nome di Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa la rason per tutte quante le bestie belle e sane, la Stivai Bass Pan che è un prodotto da basso pancotte che distribui per tutto il Brasile, Polivalente che è un supermercato da famiglia di Santa Rosa e supermercato Vittoria qua di Serafina, Vodka Raiska, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Rede de Postos Buffon abastece qua. Ciappa prodotti e lavori dei nostri patrocinatori. Vai là, abastece, ti che te sia distante, batti un ritratto e mandami a altri. A Pian Alimentos, la son per can, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Da famiglia Pian, a Jair, a Piero, suo fratello e tutta l'equipe qua di Paraí. Modelo Penei de Bento Gonçalves. Penei Bridgestone, Firestone, nazionale importai fuori di strada, agricola de Lavante, vinícola Vani Sul de Flores da Cunha e a rede de lojas Paludo. Ecco, 15% de desconto em todos os setores, com pagamento à vista ou parcelado em até 10 vezes no cartão. Encante-se com a nova coleção Outono e Inverno. As tendências da moda sempre na Paludo, ok? Paludo, sua moda, seu estilo. Grupo Pitol, a empresa, produtos e pontos de venda. Saiba mais nas redes sociais. Em breve, novo espaço de turismo, lazer e entretenimento do Grupo Pitol. Reservas de mudas para plantio, que é investimento, você pode fazer qualquer momento. E você tem amparo dos agrônomos. Vero Marco Marsaro, vieni Marco. Ecco, ringraziare anche Ortodontic, a maior rede de aparelhos dentários do Brasil. Bem cosita. Allora, bem? Beh, Lega piazesto anche ma stasera. fatti se no, Ma poi cosa ghello che 2 ore non... parte le passa Zola, È Zola, Marco, te che di tutto. Le Sì. ciappa, il Pirelli di... Sì, ciao. Vodka Raiska, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Così. Ringraziamo Beto Pinzetta, ecco che gammenà la turma lì, bravo. Partecipato tutto. Sì, ci ho visto qua che ha fatto pulito. Gamenanca Parona ancora. La Linda viene insieme anche alla sua parona, la Linda. A Linda che tende il museo Luigi Pinzetta, là del 30. E credo che sia il più grande e più completo museo che abbiamo nella nostra regione qua. Roger che gamena medo il congiunto, lui. Visto? Manco un che si ricorda. Medo congiunto. Medo mi e Medo Alberto Pinzetta Gamenà.
Ma loro fico contenti che vado, perché loro stasera in polvere. ecco, che t'ho visto. Stasera è 3 da mattina siamo ancora qua. Mia pianta che poter bere non ti vedi niente, non ti vedi una bevida davanti qua. Ma allora, mia colpa mia allora. Mica ho visto che noi la vede, mai la beve. Noi la vede del buon. Quando arriva il bicchiere, ignancano i guarda cosa che rento, i para dove Dio. Un ringraziamento al nostro tecnico, a Josiele e tutta quanta la sua equipe. Josiele, volevo dire che Josiele è impresario nel ramo del mercato, se tu non mai. Sì, la frutta sta aumentando. È forte o bicho bello? Ringraziamo ma il nuovo impresario serafinense. Sì, anche alla sua equipe, vero? Equipe che viene Ma voi veniste in pochi in coi, veniste in 6. 6, in 6 lì. E Juvenal dal Castel, tutti quelli che hanno mandato materia, chi ha aiutato. E le città che è tanto importante che la nostra live la va in tutto il sud del Brasile, anche del mondo, né? Del mondo, del Brasile sono state più di 7.000 persone che hanno assistito. E del Paraguay 10. Te Argentina 5, Stati Uniti 4 e te Italia 3 persone che assistito. Va fuori del paese. Ti vedi che audienza che abbiamo? E fuori altri, mica le destre i principali. Sì, principali, ne. Ma dai che un saluto a quelli di Campinas do Sul. Oppa. Sì, Campinas do Sul, lì banda. Siete ascolto qua dove? Campinas do Sul. Lei città la vediamo. Città qua, guarda. Allora, Colombo, Arroio do Silva, Eldorado, Nova Araçá, Xaxim, Sarandi, Velha Nova do Imigrante, Nova Trento, Caibi, Dois Lajeados, Coronel Vivida, Moraes Almeida no Pará. Peraí, como é que é? Almeida. Escuta. Moraes Almeida, Pará. Ma non è una cidade nova, No, Gabriel. No, já. Ma è la città che è sempre con altri. Se che ne qualche nuova parla. Tanti chi era là a Brasilia. Che mi ho fatto un sociale. No, mi ho fatto il sociale del Filò, in de assistere in cui per la prima volta tanti che conosceva mia di tutto il Brasile. Ah sì, mi ho detto del Filò che non si fa un lavoro qua di risgatto, di manutenzione. E allora ho mandato il link in cui se l'ha di accompagnare chi era là in Brasilia di tutto il Brasile, l'evento. Ecco, grazie a tutti loro. Ecco, e grazie anche a tu dire a me che ho fatto. Grazie. Marco. Ho fatto propaganda. Ringrazia. Ecco. Grazie. Auguri. Grazie Roger che hai fatto la tua propria propaganda. Ecco, manco una volta vero. Gente, ma cada una Montauri. Nova Bassano. Asunción, Paraguay. Poi non baile in Asunción, capital del Paraguay. Buenos días, paraguayas, sorridentes a bailar. Ibiaçá, Garibaldi, Teutônia, Pedras Grandes, Nova Aroma do Sul, Lajeado, Arvoredo, Nova Prata, Maringá, Anca, Barão do Cotegipe, Palmitinho, IP, São Jorge, Casemiro de Abreu, Putinga, Camargo e Zedescoto, Jacutinga, Fagundes Varela, Pato Branco, Rodeio, Vespasiano Coreia, Guafinice Pictures, São Miguel do Oeste, Realeza, Coronel Pilar, Itaipulândia, Pomerode, Nova Mutum, Ronda Alta, Jacinto Machado, Guaporé, que é? Vai, quem só che volesse dire? Vai. Che città che quanti che ridesto? Niente, vai. Bom, no, só pra saber. Guaporé, Liberato, Salzano, Campinas do Sul, né? Que tem que mencionar. Campinas do Sul! Faxinale anche a Gramado. E Alemoni lá em Gramado e si discolto pra chi cabete sto. Come Alemoni? Alemoni lá, Gramado, Canela, anche che Alemoni là, Alemoni. Alemoni da su. Alemoni e fradei di limoni. Di limassa anche quelli la semina che sì fa o no? Che chi Alemoni e fradei Roger, Alemoni e fradei di limoni. Dei limoni, come dice? Dai là. Jacinto che? Jacinto che? Jacinto Machado è una cidade dove? O Roger, Josi. Jacinto Machado è da onde? Paraná ou Santa Catarina? Non è do Rio Grande? Rio Grande? Camadosca lì al sul. Jacinto Machado. Dá il microfono. Se mi penso Jacinto Machado di da Rente Pelotas ou para aqui posti lá ou não?
Santa Catarina. Santa Catarina, il nostro. Affronto, goditomi. Perfetto, Ecco, giusto. allora struconassa allora. Bene, e allora la città che godito Campina sul Sul. Campina sul Sul. Ecco, Che sei va qua. bene. Gio, un struconasso a te, a me che andiamo là, spacchiamo fuori tutto. Sì o no? Ecco. Temo, E ringraziamo a Beto e a Roger che gamenà, un gamenà medo congiunto e che l'altro gamenà che altro medo. 50% cada um. Ecco. Sì. Io Roberto, faccio questo lavoro. parla lì ti l'ora del museo Luigi Pinzetta che la gente può... Se vuole conhecer qualcosa da nostra cultura italiana, a Santo Antônio da linha 30 e Mantuani, Casca. Che il telefono sulla casa lá, quando arrivi là davanti, c'è me, che c'è sempre gente para abrir e mostrar tudo cosa che abbiamo là. Quanti itens che tem lá dentro? De più di 500. Solta il museo, fuori a casa do imigrante, il cimitero, a cappelletta, a chiesetta piccola là di Frei Salvador, e tanti altri misteri là. È bel posto là. Il Frei Salvador, che lei ha nome che? Salvador Pinzetta. Ma il nome su di lui? Salvador? Erminio Pinzetta. Erminio Pinzetta. Ho portato donna insieme. Al manco, qualche non sa. Manco una sì, che lei là adesso a Salvador a Flores da Cunha. A Flores da a Cunha Nova Trento. è il posto dove è morto là, ele studia là, è morto là, ele è interrato là. Sì. Ma è nato qua al 30, lì da Rente. Da vostra gente. Conheci, altri, Ecco. conheci, da nostra gente. E allora, sto anno viene fuori una processione. Opa. E cominciamo a fare tutti gli anni. E adesso siamo con un progetto insieme alla Prefeitura di Casca per fare un mistero là dove che è nascesto. Per marcare il posto. Bom, Frei Salvador è nato qua. Poi il processo suo di beatificazione è a Roma. Forse un pochettino più distante, o siamo ancora qua o no, un'ora viene fuori. E allora, noi del 30 siamo tanto contenti con tutti i lavori lì. E il museo è là per chi vuole vedere robe belle, un posto bello. Domenica dopo mezz'ora sa vindo dove andare. Ecco. C'è per la macchina, c'è per l'auto, nell'al 30, che a bodega con cabello, Celso, tutti là sempre tutta belli. la gente lì, Tutta la gente chi lì. è simpatici. Io che è voce, vedi Sì. tutto che c'è là, Cesetta Nova. È un bel postino. Ecco, va bene. Noi siamo arrivati a Settimana Santa, resurrezione, compassione, momenti di quando arriva quelle feste lì, non è solo mangiare pesci e passare un giorno di feriado, no, ma è un momento di ripensare la vita, di volersi bene, di aiutare persone, di essere allegri, di cose buone, di dare valore agli amici, alla famiglia, mi è vera? È vero. Ecco, È vero. e sapere che Gesù Cristo è morto per noi altri, mi è vera che sei così? Ma che sarebbe una buona ora anche di fermarsi mezzo minutinho, un minutinho e pensare di sora che la ora che parla adesso lì. Sì. Della vita del Signore, della sua morte, perché per quel che è morto, capito? Per noi altri. Per noi altri, è buono per la nostra vita. Sì. Sapere interpretare quei momenti lì. Ecco, e quel che è su te a Bibbia, quel che i preti, i pastori e le persone de ben le parla, è perché noi altri, la comunità, le famiglie e le persone legare intendimento, legare unione, legare una vita meglio, perché se no siamo persi. Un che ciappa un crocifisso e lo butta in terra e lo spacca, non va a posto neanche a un. Ecco, la Bibbia sarà il libro eterno della umanità, che tocca leggerla e seguirla, ascoltare cosa che la dice. Proprio. Che allora tutti va bene. Mia vera? Proprio. Ecco, guadagniamo il paradiso, credere in Dio, è avere una vita meglio entrare in altre persone intanto che siamo in vita. Ecco. E ringraziare a quei che prega, a quei che va là davanti all'altare, i pastori, i preti, Che si meglio che un prete da e chi prova a mantenere noi altri in te linea, perché se no tutti neanche ave si muove più, ma l'è vera. Non lo so. Bisogna avere suddivisione, rispetto per queste persone qui, perché le me vuol bene a noi altri. Sì o no? La discordia non apporta nessuno, a posto neanche a un. Ecco, le cose buone sì. Va bene? Bello Allora, discorso. tutte le famiglie che si casano, ciappa e fa un
un atto di misericordia, aiuta una persona, dà imosina, aiuta quel tosatel che è lì, che occorre qualcosa, famiglia è là che desperai, che non sa dove trarsi. Mi penso che sia un momento proprio per parlare di questo tosatel che ha bisogno di aiuto, ha bisogno di fede. De pregare, Preghiere. de Allora, chi che vuol fare? Preghiere, aiuto di soldi. Ma dove che 50 conti, 100 conti, 10 Quei conti. che se venesto, io venesti, rento adesso, del filò, guarda là, e la chiave del Pix, te Batti un Pix, ritratto. te metti là, Felipe Recchi panisson@gmail.com e te fai il tuo aiuto. Quanto te puoi? Sì, a tu Pasqua, tu Pasqua sei lì. Pasquelli. Ecco, te puoi fare qualcosa. Sento cosa che mi penso di un cancro. Cioè, io un dottore, un medico, no? Mi penso di un cancro così. Che non anche 50 anni passa. E abbiamo sempre sentito parlare di un cancro. Quando dite sei un cancro è perché ti svenia, no? Un cancro è quella bestia feroce, cattiva, il demonio, che ti svenisce profondamente il cervello, i sentimenti, il psicologico e l'economico, il te mai fuori tutto e a colpi ancora te porta via persona. La grande maggioranza. Allora perché che la medicina non dà per credere noi è mia drio catar la cura del cancro? Sarà che ne qualche dunque ancora pensa perché il cancro mai aveva tanti soldi? Non può essere che sarà gente che pensa così. Non si può dubitare da niente. Allora, le mie fasi è un assunto che è complicato. Se resta un poco così di parlare, ma tocca parlare, qualche non tocca parlare. Ecco. Avanti di finire il filò, ha mandato un messaggio lì che ho detto prima, che il suo vicino, che era suo vicino, Virginio Radin, che adesso è il mio vicino, che ha mandato un struconasso speciale per Valtri. Virginio Radin. Sì, mi chiamando. Stammi a struccarlo tanto perché è massa gordo. Ah sì? Che ti ho visto? Che io non scherzo, quando giocava a bola, che cosa buona, rapaz. Sì, già. Ma l'è tempo che fermate di giocare. Chi che te vada sabia che ti giochi a bola? Sì, no, è vero. Sì. E Ciao, un altro tocca mandare lo struconasso a Grando, quello del cimitero che ti hai fatto il video là, a Veranopolis. Ecco. E anche a Ferrari là da Garibaldi che le devo accompagnare. Madonna, tutti i vati che si ascoltano un struconasso. Ciao, salutami bandi suonatori. I vol 2 sonati che hanno mandato qua miliardi e miliardi di pedidos. Finte fa, infermiera. Infermiero de fé, adesso, dopo femo un 3. Mi desidero che andai bene, che fai pulito, che mi mantenei con salute e che continuei a fare tanti amici e allegrare persone. E una buona l'accoglimento che foi feito aqui, pela amizade, pelo todo o pessoal que está aqui, gente finíssima. Esse que estão aqui e aquele que estão me assistindo. Eu tenho muitos pedidos para tocar o enfermeiro de fé, mas nós fizemos aquela do F. Aê! Allora, una felice, santa e benedia Pasqua a tutti! Ciao, salute! Conta la storia! Adesso vai te ridere un pochettino. Na fa che fe la fava falsa fa scioforo fossa fa rofo da fara fa per fe fossa fa lo fão e fe no fuma fa pa falda fa de fior che festra fa e fe la fa de fio sa fang e fiso fa mo fão a fa pa fa fora fa da fa grifita fando fo se fe no fumba fan de fido fo fa drofão. Se fama fu de fe prefessa fa po fulifi se a fa che fe la fa de fe va fa de fe prefiso fa capio altri chi che ha fatto 3-4 difficoltà la canta
Quando for por fulifícia, faça fa e fio, fo. Lefei, quando for prefeito, fora fa papai. A caquetele, fei, grifito, fodo, foi, fido, fo. Fo, foi, fica, fando, fu, pa, fara, fatra, fai. De felo, fo, de fia, de finda, faça, fo, e fia, fa. De fe, na, fa, e feu, se feu, trifis, de feia, fai. Que a faf, que fela, fava, faça, faça, foro, fosa, fa. Se fe, pa, fa, ro, fo, pra, fa, no, funca, fa, ma, fa. Vamos embora, pessoal! Não terminou a festa, meu amigo! Casei com a mulher que amo, a sogra foi morar junto, a minha vida mudou, preste atenção no assunto. Minha sogra é idosa, meio esquecida da ideia, e a minha esposa trabalha, funcionária na Assembleia. Eu só sábado e domingo saio a cantar pras plateias, agora a semana inteira eu como e durmo e cuido a véia. Eu adoro cuida véia, sou enfermeiro de fé, não pensei que cuida véia fosse tão bom como é. Minha mulher é prendada e faz de tudo na cozinha. Antes de ir pro trabalho, deixa a comida prontinha. Quase sempre eu levo a véia para passear na pracinha. E só voltamos pra casa quando é bem de tardezinha. A rua que a gente mora é bem movimentadinha. Quando fecha a sinaleira, eu atravesso a veinha. Eu adoro cuida véia, sou enfermeiro de fé, não pensei que cuida véia fosse tão bom como é. A velhice quando avança nos maltrata e nos judia. Feliz daqueles que têm uma velhice tardia. A tia da minha esposa vem sofrendo de anemia. Necessita o meu cuidado, vai chegar por este dia. Vou fazer da nossa casa uma linda enfermaria. Já que cuido da mãe dela, cuido também da sua tia. Eu adoro cuida véia, sou enfermeiro de fé, não pensei que cuida véia fosse tão bom como é. Eu adoro cuida véia, fui enfermeiro de fé, não pensei que cuida véia fosse tão bom como é. Muito obrigado. Grazie. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história.
melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Viveiros Pitol, mudas de Nogueira Pecan com assistência técnica pré e pós-plantio. A Pitol de Antagorda industrializa inúmeros produtos à base de nozes e in natura. Linha de cosméticos a partir de nozes com qualidades garantindo proteção à sua pele. E tenha sabor e saúde em sua mesa com o óleo de nozes Pitol. Ortodontic é uma clínica odontológica com tratamento acessível, atendimento de qualidade e profissionais especializados. Somos uma marca inovadora que investe em equipamento de ponta, garantindo os melhores resultados em tratamentos com o propósito de fazer você sorrir. Vamos conhecer? Aqui, a Ortodontic recepciona seus pacientes. No atendimento 1, você terá todas as informações para iniciar o seu tratamento. Temos o telemarketing, onde acontece o primeiro contato da clínica com o paciente. Estes são os consultórios de atendimento, onde inicia seu sonho de sorrir sempre. Estamos esperando vocês. Um abraço da equipe Ortodontic.